Ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Buonasera a tutti, bentornati qui a Giallo Radio Club. Oggi sarà una puntata un po' particolare perché sarà divisa in due parti. Nella prima parte ci tengo a disquisire un po', chiacchierare con due carissimi amici del caso Garlasco, ma dal punto di vista mediatico, perché ci sono dentro e perché ritengo che a questo punto sia fondamentale, nel senso che quasi viene presentata ai telespettatori delle televisioni e ai fruitori poi dei media vari, una realtà quasi distopica, nel senso che c'è in gran parte, in moltissime trasmissioni televisive delle reti nazionali e non solo nazionali, pubbliche e anche private, una sorta di, riprocesso al già condannato Alberto Stasi, ricordiamo, insomma, condannato in via definitiva del 2015 dalla Cassazione a 16 anni. Lui sta scontando la sua pena in carcere a Bollate, in regime adesso di semilibertà. C'è forse, qualche tentativo di, ricorrere un po' contro questa semilibertà, però d'altronde, così è. Lui esce per andare a lavorare, la sera dorme in carcere. E dall'altra parte, c'è un po' un dimenticare, da parte della maggior parte, non di tutte, le trasmissioni televisive e, i giornali e, sì, le radio poco, devo dire la verità, l'indagine nuova che si sta portando avanti, in procura a Brescia con 4 magistrati, i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, Moscova, il RACIS di Roma, i RIS di Cagliari, consulenze, di parte della procura, consulenze della difesa di Stasi che tra l'altro è nel capo d'incolpazione, ma, comunque sta tendendo verso una, richiesta di revisione del processo, però si sta un po' dimenticando un po' il focus sull'indagato attuale, che poi per ora è solamente Andrea Sempio. Noi non sappiamo poi se la procura abbia già individuato gli altri di cui parla nel capo d'incolpazione, né sappiamo nulla delle investigazioni, di tutto quello che stanno facendo, sappiamo pochissimo, e questo fa bene, questo silenzio assordante degli investigatori fa bene all'indagine sicuramente, però sta creando poi un caos mediatico, che io raramente in tanti, tanti anni di questa professione ho visto. Ci siamo cascati dentro, cioè io ci sono cascata dentro indirettamente, ma il mio direttore in particolare, perché ieri sera insomma, è successo qualcosa di mai visto, ovvero, una nostra collega ha di fatto seguito la mia la nostra direttrice, ehm, per tentare di estorcerle, non abbiamo capito bene se un'intervista sulle presunte fake news che avremmo noi pubblicato sul nostro giornale. Allora, primo vorrei ricordare che sempre nei casi controversi come questo, sempre quando si segue un'indagine, da che mondo è mondo e da quando c'è la cronaca nera e la giudiziaria, soprattutto in Italia, comunque, chi lavora, chi, diciamo fa un giornalismo di un certo tipo, può incorrere, non è insomma così peregrino incorrere magari in indiscrezioni che poi non vengono verificate ufficialmente finché non c'è la discovery degli atti, ma questo non può assolutamente portare a altri colleghi ad accusare i colleghi, cioè ad accusarsi tra di loro. Io questa cosa veramente non l'ho mai vista. Ne voglio parlare oggi
con Viviana Bazzani, ex appartenente alla Polizia di Stato, oggi Novella insomma, è un personaggio, televisivo e dei media, soprattutto dei social media, è un opinionista, sempre molto puntuale, molto precisa, e quindi per questo insomma ho chiesto se ha voglia di fare un po' un punto con me su questa realtà distopica. Venuta Viviana. Grazie, grazie per l'invito e benvenuti a tutti i radioascoltatori. Allora Viviana, tu, ovviamente stai vivendo questa vicenda, come opinionista dall'esterno, però, hai sicuramente secondo me un osservatorio, un punto di osservazione qualificato, perché sei stata, un'investigatrice nel tuo passato e quindi sai bene, come funzionano le investigazioni e poi come anche funziona il rapporto tra gli investigatori e i media, che non nascondiamoci dietro un dito, non può non esserci questo rapporto. Cosa Ma pensi di guarda quello che sta che il succedendo? rapporto coi giornalisti, con gli investigatori giornalisti, è sempre stato un rapporto importante e sta nel bravo investigatore, insomma, a curare rapporti buoni con i giornalisti, dando col contagocce le notizie a seconda dei casi. Questo sicuramente. Io ho sempre sottolineato da Mh, parte mia, che seguo dallo scorso anno in sì. modo così dettagliato il caso di Garlasco, lo seguo analizzando il comportamento delle persone, al di là del linguaggio del corpo, ma molto attentamente le intercettazioni, perché avendo io fatto trascrizioni di molte Mh, intercettazioni, vuoi o non vuoi, i silenzi, le parole non dette, i respiri, i sospiri, mi portano a pensare, dopo anni e anni di intercettazione, certamente a una determinata spiegazione del fatto, perché poi si comportano tutti nello stesso modo nelle intercettazioni quando mh, c'è qualcosa di poco chiaro. Il discorso, partiamo da quello che è successo ieri, di questa giornalista che è andata in qualche modo non a intervistare, ha seguito, l'ha io userei seguito. il termine un po' a Mh, stuzzicare mh. il direttore di un giornale, al di là che lo trovo deontologicamente scorretto come è stato fatto, con tutta la stima di questa giornalista e soprattutto del direttore del giornale. Ma al di là di questo, il fatto che puntava sul discorso delle fake news, già partire con fake news, tu stai accusando una persona di un qualcosa di grave, ma girava sempre il discorso sul caso di Marco che era in montagna, le foto, eccetera, eccetera. Io voglio partire proprio da una Ricordiamo un attimo ai intercettazione. radioascoltatori, Marco Poggi è il fratello di Chiara Poggi e, Certo. diciamo Giallo un po' di mesi fa, un bel po' di mesi fa, era riuscito semplicemente ad intercettare l'albergatore dell'epoca, che ora vive all'estero peraltro, che aveva e niente, avevamo semplicemente fatto un'intervista in cui l'albergatore aveva detto di non ricordare in quell'estate, in quella vacanza Marco. Nient'altro, cioè, E era poi posso dire una un'intervista, cosa, punto. io credo Mh, molto all'albergatore, perché mh. io faccio una domanda ai radioascoltatori: quanti di noi si ricordano l'11 settembre Ah del sì, 2001 col tutti, crollo delle torri, dove stavano? Tutti, tutti. dai ragazzini di 9, 10 anni fino a tutti noi. Quindi un fatto grave, in questo caso l'albergatore, di un fatto dove questa povera donna, la mamma di Chiara, riceve una brutta notizia, è chiaro che ad un albergatore rimane in mente, poi diventa un fatto di cronaca. Quindi non possiamo, perché alcuni hanno detto a distanza di anni come fa a ricordare. No, no, se lo ricorda molto bene, perché i fatti gravi, e ve lo posso assicurare con anni di investigazione, la gente, proprio avendo vissuto anche Sì. personalmente o in modo indiretto dei fatti gravi, si ricordano i particolari grossi.
i particolari piuttosto incisivi. Ecco perché io credo nella testimonianza, una semplice testimonianza Ma di infa del proprietario dell'hotel, che lui ha detto: io ricordo che là non c'era, non è che ha detto Marco non era in montagna, infatti, no, in quell'albergo non c'era, e infatti. quindi dobbiamo credere a questa persona, perché che motivo aveva di dire non c'era? Anche perché vuoi o non vuoi, si può risalire benissimo se c'era e non c'era. Io Beh, ma credo che chi la doveva procura l'abbia risalire è fatta. risalito. Noi non Appunto, sappiamo, tra perché l'altro, io vi dico si che non risale attraverso le sappiamo, famose schede. non Le sappiamo schede. niente, però sappiamo che loro Ma di quest'indagine sicuro l'hanno l'hanno fatta. fatto. Ma non l'hanno fatto nel 2007, L'hanno ma di fatto sicuro adesso. questa procura l'ha fatto, Sì, perché si risale sì. tutto attraverso le schede. È una ricerca minuziosa, perché prima non era, dipende dagli alberghi, molto computerizzato, ma si risale. Detto Mh, questo, analizziamo poi questa strana intercettazione uscita poche settimane fa della mamma della povera Chiara, che trova un biglietto anonimo al cimitero davanti alla tomba mh. di Chiara un mese dopo la sepoltura. Se analizziamo questa intercettazione, è lì che mi sono un po' mi sono preoccupata anche di quello che possa essere successo, perché una mamma che dice all'avvocato Tizzoni, ehm, uso il termine come mi sto agitando, non sto bene, proprio per questa biglietto che c'era scritto, ricordiamo ai Ad radioascoltatori, uccidere Chiara è stato Marco. è stato Marco. Cioè, se voleva dire un altro Marco, ovviamente avrebbe scritto è stato l'amico di, è stato, Mh, no, per dire Marco è chiaro. Ma se io mamma sono sicura che mio figlio era con me in montagna, mh. perché mi devo allarmare? Ma a Perché mi devo agitare? Uno, perché questa intercettazione piena di silenzi, di ma, e Tizzoni dice, ah ma Marco intendeva, e poi fa il cognome di un'altra persona, sapendo che poi sì, quell'altra persona aveva era l'ali Loano. mh. Sì, Quella il intercettazione, punto Viviana è questo, che, tutta questa vicenda, cioè questo che stai dicendo tu, che è una delle presunte fake news che sono state buttate lì alla direttrice durante questo, diciamo, agguato, ehm, non viene mai valorizzata, nel mainstream, diciamo. E siccome noi abbiamo fatto un articolo su questo, ma senza accusare nessuno, cioè semplicemente con l'intervista all'albergatore. La settimana dopo, Quarto Grado ha presentato le foto, della famiglia con il figlio lì in montagna, va bene, sono 2 posizioni, ma nessuno ha detto, è così, non è così. Sappiamo che la procura sta indagando su questo, anzi su questo ho scritto io, su che quello la perché procura ha ho già scritto io su fatto, è questo, già risalito. sì, A sono mio risaliti parere anche ai la tabulati, procura ha già quindi risalito dove infatti. stava a dormire, se stava a Ovviamente dormire. tutto ciò non vuol dire assolutamente che si punti il dito contro di lui o che la procura l'abbia indagato, perché anche perché non lo sappiamo. Sappiamo solo che l'hanno Certo. sentito il 25 maggio. Questo lo sappiamo, perché questo è pacifico. L'hanno sentito il 25 maggio a Mestre nel commissariato, no, nella compagnia dei carabinieri a Mestre, e non sappiamo ovviamente né cosa Ma gli hanno anche chiesto, perché né che cosa ha scusate, detto, non ma sappiamo questo niente. ex proprietario di questo albergo che motivo Sì, aveva tra di poi l'altro. dichiarare questo? Sapendo che comunque si risale alle sue dichiarazioni, Certo. perché tutto è registrato attraverso le schede di chi viene per un giorno o 2 notti ad occupare una stanza di qualsiasi albergo, Mh, soprattutto d'estate, quegli alberghi lì che sì, sono molto attenti a registrare tutti i clienti, anche perché deve coincidere i pagamenti certo, con cer presenza. ma Attenzione, non è che dice a me può aver non registrato, no, 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 perché i pagamenti mh-mh, ci sono stati e non sono stati fatti in contanti, quindi deve risultare anche il pagamento. Quanto ha pagato la famiglia? Ha pagato per 2 o ha pagato sì, per sì, 3? sì. Questo non vuol dire No. che Marco forse in montagna non c'era.
può, Ma e infatti. Lovati scherzosamente, in modo simpatico, dice: io quelle zone le conosco, d'estate, quando la domenica passato il cambio degli alberghi del sabato, sappiamo tutti nei Mh. villaggi il sabato, Sì, il sì. cambio è da sabato a sabato, quella domenica quei posti lì, dopo le 7 e mezza, le 8, si raggiunge a una velocità incredibile quei luoghi là, Certo. perché è un orario dove non c'è traffico. Qualora non Mh. avesse Ma dormito, ma se ha dormito Marco può mh. dire: "Ah, ma ho dormito anche in macchina". Comunque di una cosa siamo certi, abbiamo più di una testimonianza che, quella casa della nonna paterna, di Chiara, la casa era, con le luci accese, e c'era sotto parcheggiata la macchina della mamma Mh. di Marco, che solitamente quella macchina veniva Mh. utilizzata da Sì, Marco. ma a parte Quindi questo Viviana, io vorrei ma concentrarmi sulla parte questo è mediatica. importante, sai perché? La Sì, cosa lo so, brutta però è rendere non credibile eh, nemmeno le mh, testimonianze, perché guarda che questa storia, che mi infatti. fa tanto rabbia, Mh, non dà altro che mettere paura in un prossimo fatto delittuoso, a dire alla gente: non testimoniare perché poi passate i guai e non vi credono, perché questa è la mh. storia. Sembra che il popolo di Garlasco, quello che ha testimoniato, sono tutti Inattendibili. inaffidabili. Ma a parte questo, cioè, adesso oggi non volevo parlare proprio del fatto perché tanto anche perché non è stato l'unico articolo che hanno tirato in ballo in quella specie di ecco, io quello che ti chiedo è questo: tu non noti una specie di delegittimazione da parte di una parte, che poi non so bene chi sia, dei giornalisti che seguono la nuova indagine e soprattutto della nuova indagine. A me questo fa più paura di tutto. Ma guarda, questo invece a me non fa paura. A me, Mh. faccio un applauso a questa giornalista che è andata là perché mi ha dato la prova del 9 che hanno paura. E invece io faccio un grande applauso a questa giornalista, perché lei ha fatto capire che lei e chi appartiene al suo gruppo hanno paura e si stanno rendendo conto che il silenzio, non finirò mai di dirlo, io ho lavorato molto a contatto delle procure, perché un conto Sì, i però io giornalisti scusami che Viviana, ma io in tanti dimmi. anni non ho mai visto un collega che, solo perché magari la collega aveva detto che aveva pubblicato un audio, in una certa maniera e cioè, "si vendichi" tra virgolette, Ma in sai la questa cosa maniera. che Io non ho forse mai noi non visto una cosa del pensiamo? genere. Però, non è stata nei tanti casi, infatti non si son mai visti, ma in questo caso, che se ne sono dette Mh. di tutto e di più, e calunniando ulteriormente, Stasi, che è Sì, l'unico che sta sì, pagando, calunniando sì, chi nei teatri, sì. chi in questo modo, chi nelle trasmissioni, Mh-mh. qualora uscisse veramente i cosiddetti assi nella Mh. manica di questa procura, ma tu lo sai che risarcimento danni devono pagare queste persone? Tu pensi che non ci sia una richiesta da parte dei legali, da parte della mamma di Stasi, Mh. qualora Qualora, ci certo, fossero delle prove, certo. ma un'ecatombe, Mh. perché in certe persone che hanno Mh. continuato anche nei teatri a parlare, oppure a dare una spiegazione di analisi, psicologiche Sì, di sì. test che Sì, in sì, sì. realtà l'hanno date in modo totalmente sbagliate, ma state pur certa che la mamma, lo stesso Stasi, gli avvocati, ma dopo avranno tanto di quel lavoro di un risarcimento danni, Mh. sempre, qualora Sì, sì, sì. ci Ma io fosse posso dire che l'esito. oggi stesso mi sembra che l'avvocato dell'indagato, che è Andrea Sempio, ricordiamolo, Sì. non è Stasi solo, è Andrea Sempio, l'avvocato ha di nuovo ritirato fuori, le presunte ricerche o i presunti file pedo di Stasi, che voglio dire è stato assolto in via definitiva perché il fatto non sussiste per quella imputazione ai tempi, parliamo del 2009. È Ma stato sì, ma il assolto. fatto che si siano ancora
riuniti, ma allora io dico una cosa, si innervosiscono se chiedono sempre del famoso giorno che Sempio è andato a prendere questo libro. Questo libro che non si sa, che furbamente, Che prima era un intelligentemente cellulare però nella prima vabbè, okay. era un scusa? Prima diceva che era un cellulare e poi ha detto che era un libro. Inizialmente diceva un cellulare. Allora, io mi ricordo che era un discorso di libro, Sì, sì, ma c'è anche il però cellulare. giustamente non può dire quale libro ha comprato. Per quale motivo? Perché oggi come oggi ci salva la tecnologia. Perché lui può dire che ha comprato, per dire, il pinco pallino di libro, la risulta, anche se hai pagato in contatti, che a quell'ora, in quel giorno, quel libro che risulta in archivio di quella libreria non è stato venduto. Quindi Certo. attenzione, ecco perché adesso si trovano anche in quelle difficoltà sicuramente. Quindi sono insieme di cose che loro sono spaventate. Allora l'unico modo è quello di mettere nel loro, un po' come noi ormai ci schieriamo. Io mi schiero dalla parte della verità, però con l'esperienza di tantissimi anni in polizia continuo a dire ci sono molte cose che non mi sono chiare, soprattutto riascoltando le intercettazioni dove le parole sono chiare e si mette che non è chiara la frase, non è chiara. Allora lì ti poni veramente tanti problemi e ci si pone la domanda perché? Perché tutto è iniziato male. Sì. E poi per sistemare quelle che sono state l'incompetenza nella materia degli omicidi, poi è successo qualcos'altro che a noi non è dato a sapere. Però è chiaro che su questa storia il mondo del giornalismo sta dando il peggio di sé. Ecco, infatti. Ve lo dico perché vista dall'esterno, io non sono giornalista, però vi posso dire che mi fa paura tutto questo, soprattutto se vedo una giornalista che sa questo gioco, perché con tutto il rispetto di quella giornalista che è anche una brava giornalista, ma come si è posta, a me mi ha messo un po' timore, ho detto ma perché cadere così? Perché? Di cosa ha paura? E mi ha sollevato il fatto perché questa intervista mi ha fatto capire che sono quello schieramento spaventati, evidentemente analizzando anche il comportamento di Sempio, è chiaro che molte cose, ma io lo ripeto perché analizzo nella semplicità e porto il cittadino, le persone che mi ascoltano a ragionare con semplicità. Ma chiunque di noi, chiunque ci sta ascoltando, vieni indagato e sai che non hai fatto nulla, la prima cosa che fai, dice all'avvocato, andiamo subito, ma anche adesso dal giudice a farci sentire, dal procuratore. No, perché non ha le carte. Perché è sempre appellarsi ai vizi di forma? Perché no questo? Però andare, e poi posso dire che ultimi mesi il far andare in giro Andrea Troppo. Sempio nelle trasmissioni. No, non va bene. No, va bene, perché io ho imparato dai grandi magistrati, se vuoi mettere KO un indagato, mettilo sempre davanti alle telecamere, fallo sentire importante e inizia a fare dei grossi errori perché si scorda quello che dice. Beh, è vero, è vero. Quindi va bene. Lì l'attuale avvocato, io lo ringrazio perché sta facendo bene. Lui pensa di fare all'americana maniera, ma noi non siamo ancora all'americana maniera. Noi siamo ancora con una cultura molto italiana, con un ragazzo che non ha una grande memoria di quello che ha detto da una parte e di quello che ha detto dall'altra, con un ragazzo che quando dice io non ho ucciso Chiara Poggi probabilmente dice la verità, ma non dice mai io quel giorno non sono andata in casa Chiara Poggi, perché si leggerebbe chiaramente che probabilmente non è così nel linguaggio del corpo. E quindi poi vedremo. Certo, comunque il direttore di Giallo ha fatto bene a comportarsi così, a mandare tanti baci. Però però insomma è stato pesante.
Ma Anche per me, pesante. perché io personalmente mi sono sentita, cioè a parte che comunque siamo anche amiche oltre che, il mio direttore, ma, siccome tanti di quegli articoli poi li ho scritti io, quindi mi sono Ma guarda, sentita io ne parlo perché io non la conosco, mh, quindi non sono di parte, però parlo da persona esterna che vede questo, che a stima di quelle 2 giornaliste, il direttore e la giornalista, ho visto una che ha fatto bene a fare così, l'altra che io non lo so che cosa le è successa all'altra giornalista che faceva l'inviata, che ha fatto dei reportage nella sua storia di giornalismo interessante, molto brava, ma perché ha dato il fianco a una situazione. Allora mi fa capire che anche lei rientra nel gruppo che ha paura, perché adesso come adesso il continuo silenzio di questa procura fa paura. Io ho mh-mh. lavorato con le procure hanno solo 2 comportamenti, quello Sì. che parlano, Sì, 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 incontro sì. con la stampa, dicono Sì, sì. mai incontri, ma quando c'è il silenzio Sì, sì. vuol dire che c'hanno già 2, 3 prove, proprio lapidarie, ma in più hanno bisogno tanto materiale che nel momento Sì, del processo sì, la persona o le persone, perché io sì. penso che comunque il rinvio a giudizio, non so, qualcosa mi dice che non è solo Andrea Tempio, ma detto Qualcosa mi questo, dice che ma è la dobbiamo mia, aspettare poche settimane ancora, dai. sì, ma è dopo, sai cosa? Dopo referendum. Mh. Mh-mh. Io anche la storia del referendum Mh. incide molto sul caso di Garlasco, quindi io credo che Sì, anche il referendum lo spostano dopo il referendum e dopo ormai sì, 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 sì. siamo agli sgoccioli. Anche questo incontro che hanno avuto poco tempo fa di nuovo Sì, tutto il team di Andrea anche oggi, Tempio sì. la dice lunga del timore, perché evidentemente, sai, magari qualcuno, perché purtroppo i spifferoni ci sono in procura, anche se le carte sono Segretate. blindate, perché sono Sì, sì. convinta che quelle carte ce l'avrà solo il dottor Sì, Napoleone, il dottor i Civardi. 2 Sì. sostituti e forse solo un tenente dei carabinieri Mh. e basta, nemmeno i suoi È vero. sottotenenti c'erano, solo queste 4 persone. Va bene, grazie Viviana, grazie. Continuiamo a seguire Viviana che tra l'altro ha anche seguito Sanremo, però vabbè, qui non siamo per parlare Sì, di sì, sì. Sanremo. Però guarda, anche Mh. lì vedi, Eh, c'hanno un comune eh, denominatore. Oggi in Italia viviamo in un momento che siano cose serie, cose futili, che non puoi dire il tuo parere che vieni sì, è attaccato vero. e questo non c'è più la libertà di opinione e soprattutto quando si dice la propria opinione utilizzando parole delicate senza offendere nessuno, Sì. però è l'opinione di tutti, ti rendi conto che Mh, andiamo avanti dove avremo sempre più mh, paura di parlare e questo mi dispiace, non eh, tanto per noi ma per il futuro dei giovani che mh. parleranno sempre di meno e avranno sempre paura. Non era quello che voleva il dottor Giovanni Falcone, che invitava No. la gente ad non aver paura e aver fiducia nello Stato e tutto ciò che gira attorno allo Stato. E invece abbiamo fatto dopo tanti anni dall'attentato di Giovanni Falcone ma 100 passi indietro. Grazie Viviana, grazie. Niente, Alla grazie a voi, grazie prossima. per l'invito, Buona alla giornata. prossima. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Lieta di conoscerla, signor Frankenstein. Dalla regista Maggie Gyllenhaal. Se lei fosse mostruosa! La candidata all'Oscar Jessie Buckley. Arriva la sposa! Il premio Oscar Christian Bale. La amerò finché morte non ci separi. Perché la morte era il principio. La sposa. Siete pronti? Dal 5 marzo al cinema. 01 Distribution presenta. Papà ha una fidanzata? E non ce l'ha detto? Dopo 3 di troppo, Sono 2 mesi che ci frequentiamo. Fabio De Luigi, Virginia Raffaele. Ancora non l'hai detto che hai 4 figli e un cane. Del cane gliel'ho detto. Un bel giorno, un film di Fabio De Luigi, dal 5 marzo al cinema.
da Baz Luhrmann, regista di Elvis e Moulin Rouge. Hello out there. Elvis Presley, come mai visto prima. Play the hell out of it. Più di un documentario. If you feel it, you can't help but move to it. Più di un concerto. Epic. Elvis Presley in concert. Dal 5 marzo al cinema. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci tornati in diretta, Giallo Radio Club. La seconda parte è dedicata ad un caso di cui abbiamo già parlato con uno dei protagonisti. Il caso è un caso che forse potrebbe rivelarsi un grande errore giudiziario a breve, perché il prossimo 11 marzo, proprio tra una settimana, la Corte d'Appello di Catanzaro si pronuncerà sul... vabbè, sì, poi dopo lo chiamiamo. Scusate, abbiamo l'ospite di prima che è arrivato adesso. Si pronuncerà sulla richiesta della revisione a carico di Giovanni Camassa, 57 anni, un agricoltore salentino condannato all'ergastolo nel 2014 per omicidio aggravato, violenza sessuale e vilipendio di cadavere nei confronti di Angela Petracchi, 31 anni, di Melendugno. Un fatto accaduto 23 anni fa, che però ha sempre lasciato l'amaro in bocca, soprattutto a Giovanni, che si è sempre ritenuto assolutamente estraneo e innocente, e che oggi, forse grazie alle nuove tecniche anche scientifiche, ad una consulenza genetica importante che avrebbe isolato una nuova traccia sulle calze di nylon di Angela Petracchi, che non è ovviamente di Giovanni, e grazie alla lotta della famiglia e dei difensori di Giovanni Camassa potrebbe rivoltare, insomma, tutta la situazione. Abbiamo qui ospite Marilina Strafella, avvocato della famiglia Camassa. Benvenuta, dottoressa. Grazie per l'invito, buonasera anche ai radioascoltatori. Grazie. E poi ci ha raggiunti Pasquale Bacco, medico legale, che avevamo chiamato prima, nella prima parte, per parlare di Garlasco, però che conosce anche questo caso e anzi si è speso anche lui per cercare, insomma, di fare un po' di rumore, perché si fa tanto rumore su Garlasco, anche se secondo me poi dopo alla fine di risulta gli altri casi un po' dubbi che potrebbero essere capovolti ne hanno beneficio, insomma, da tutto questo clamore mediatico su Garlasco. Bentornato Pasquale, in ritardo. In ritardo, purtroppo sì, sono in ritardo, chiedo scusa a te, all'avvocato e a tutti chiaramente. No, ci mancherebbe. No, ma assolutamente. Adesso chiediamo, salve dottore. Infatti chiediamo poi a Pasquale dopo a questo punto proprio un commento su tutti e due i casi, visto che ci troviamo. Avvocato, intanto ci spieghi bene, ci ricordi, ne abbiamo parlato già qui lungamente, abbiamo dedicato una puntata al caso Camassa e sicuramente la ridedicheremo dopo l'11, speriamo. Ci ricordi su cosa è basata poi la richiesta di revisione e che sensazioni avete ad una settimana dalla sentenza? Le sensazioni sicuramente sono altalenanti, diciamo, in alcuni momenti sono positive, in altri momenti sono negative. Ma quindi ultimamente veleggio un po' di sentimento di pessimista, perché per ribaltare una sentenza così importante, un verdetto di condanna alla pena perpetua, ci vuole tanto coraggio e tanto sforzo motivazionale, sicuramente da parte del collegio chiamato appunto a decidere le sorti di questo caso. E non è facile che ammettere, no? Che diciamo si sia commesso un errore giudiziario, che si sia commesso un errore di entità tale, insomma, perché lui è da 20 anni che è in carcere, ricordiamolo.
Ininterrottamente, certo, è dal 2012, sono quasi 17 anni ininterrotti di detenzione, sommati ai precedenti di custodia cautelare, no? Tra il primo grado e il secondo. Ricordiamo che in primo grado Camas è stato assolto. Quindi insomma la Corte di Assise in primo grado lo ritenne innocente. Sentenza che poi fu ribaltata soltanto in un secondo momento in appello sulla base di un'integrazione istruttoria che fu fatta dove vennero acquisite delle perizie, delle super perizie, una criminologica tesa, orientata a stabilire un po' l'identikit di questo omicida, e l'altra uno studio analitico delle celle impegnate dagli apparecchi radiomobili in uso ai protagonisti di questa vicenda. Quindi sulla base delle emergenze istruttorie che si sono fatte soltanto in appello, unitamente alle testimonianze che già in primo grado erano state acquisite, si arrivò a questa sentenza pesantissima di condanna. Però c'è questa traccia adesso, cioè voglio dire, la revisione si ottiene quando ci sono delle nuove prove, e questa è sicuramente una cosa nuova. Nuove, che unite alle altre potrebbero far capovolgere appunto la valutazione che si è fatta in precedenza nel giudizio di merito. Sì, questa è questa nuova traccia biologica è stata isolata per la prima volta, ricordiamo, dal nostro consulente di parte, il professore Tagliabracci, in una prima fase, in prima battuta, in occasione poi di questa scoperta fu avanzata la prima richiesta di revisione a Potenza, che però si fermò semplicemente ad una ordinanza di inammissibilità, proprio perché la Corte ritenne che non c'era un elemento di novità. Ricorso per Cassazione da parte appunto della difesa, ma la Cassazione diede nuovamente torto al pool difensivo. Nel 2019 il professore Tagliabracci, chiamato nuovamente da noi difensori a specificare ulteriormente, a ricercare con le nuove metodiche scientifiche, perché nel frattempo erano intervenute, perché questo è poi il passaggio di rimente, no? Il passaggio fondamentale, e la nuova metodica scientifica che nel frattempo si era acquisita, è stata ulteriormente specificata questa traccia. Perché e tra l'altro, scusi avvocato, c'è anche la parte civile che ha chiesto una perizia super partes, quindi vuol dire che vogliono capire anche loro. Qui vediamo una differenza tra l'altro caso, magari poi chiediamo un attimo a Pasquale diciamo proprio un parallelismo. Vediamo un parallelismo nella soluzione, poi dopo la condanna, certo non all'ergastolo, dopo un'integrazione con delle perizie, e poi la parte civile. Paradossalmente per Garlasco è più facile poi arrivare ad una sentenza di assoluzione in seno ad una revisione quando l'imputato ha già interamente scontato la sua pena. Sì, tra l'altro. Quindi diciamo che qui invece ci vuole, ecco perché dicevo, ci vuole tantissimo coraggio da parte della Corte d'Appello, perché qui un fine pena non c'è mai. Contravvenire rispetto ad una soluzione che altri colleghi hanno ritenuto di dover abbracciare, per questi giudici non sarà facile, non sarà compito facile. Però il giudice cosa ha detto sulla richiesta della perizia? Il giudice ha rigettato questa richiesta della parte civile, ritenendo che non ci fosse la necessità di perché è già allargare sufficiente questa ulteriormente il tema consulenza. dell'indagine, attraverso
una nuova perizia da parte appunto di un esperto nominato direttamente dalla Corte. Quindi il Presidente è intervenuto molte volte quando sono stati sentiti i nostri consulenti, perché appunto sono stati sentiti sia il professore Telebracci che la sua collaboratrice, che è la genetista professoressa Turchi, è intervenuto molte volte dimostrando particolare attenzione rispetto insomma al tema su cui si stava discutendo. Però non conosciamo chiaramente il loro convincimento. Lo sapremo l'11, dai. È difficile interpretare questo atteggiamento sì attento e scrupoloso, dove andrà, insomma, no? Come terminerà o quale sarà l'esito di questa loro valutazione. Pasquale, chiediamo a Pasquale Bacco, tu anche tu insomma ti sei interessato dal punto di vista mediatico a questo caso, e quali parallelismi vedi appunto con Garlasco, e tu credi che diciamo questo fatto, il clamore di Garlasco possa anche magari aiutare in questa decisione? Sì, no, io mi sono interessato perché insomma la famiglia mi ha mandato la documentazione di Camassa, e quindi diciamo sono entrato abbastanza nello specifico. Sono d'accordo con l'avvocato che è difficile perché nonostante delle incongruenze importanti, un parallelismo con Garlasco sta nel fatto che all'inizio viene fatto tutto in maniera un po' sommaria, e questo ci dimostra che veramente le prime fasi di indagine devono essere seguite con la massima attenzione anche in qualche modo dalle parti, perché molto spesso si ripone fiducia nella giustizia, negli inquirenti, nei tecnici, ma non è sempre così. Non è sempre così, anzi, diciamo la verità, più delle volte non è così. E questa è una cosa su cui dobbiamo molto ragionare, e che Garlasco, così come anche Camassa, ci insegna, no? Perché poi alla fine, al di là dell'innocenza o della colpevolezza, ci dimostrano però che poi è complicatissimo, come diceva l'avvocato, tornare indietro. Tornare indietro perché significa iniziare a sconfessare la magistratura, sconfessare tutta una serie di persone che comunque nella magistratura ci sguazzano dall'inizio alla fine. Si creano dei rapporti tra le parti eventualmente corruttivi che poi sono difficili, perché quando uno poi si sporca le mani poi non è che le può lavare subito. Allora tutto questo, diciamo, io lo vedo molto simile. Certo, però come dicevi tu è anche vero che Garlasco ci insegna dall'altra parte un elemento positivo, che poi alla fine tutto è possibile. Cioè che anche quando la persona sta lì in carcere e combatte per la sua vita, ci possono essere delle persone che davvero fanno il loro lavoro, che possono riaprire certe situazioni che sembravano incancrenite, facendo impazzire l'opinione pubblica, ma in generale l'Italia, perché Garlasco è un caso eccessivo. Garlasco è tutto eccessivo. Io facevo l'esempio anche la valutazione del computer di Stasi. Sì, in una indagine normale questa cosa non avrebbe nessun valore. Ormai a Garlasco tutto conta. Conta il secondo, conta il colore nero o nero scuro. Cioè siamo arrivati a Garlasco, siamo all'apoteosi dell'assoluto che è poi l'effetto opposto, ed è quell'effetto che a questo punto mette poi di nuovo tutto in discussione. Io però su Camassa ho grandi speranze. Bene. Ho grandi speranze perché, certo, premettendo che è difficile, però è pur vero che le incongruenze sono abbastanza importanti. Quindi se chi valuterà avrà, diciamo, anche l'intelligenza di sommare alcune cose, anche solo mentalmente, a delle incongruenze, allora perché vietare? Non lo si sta liberando. Si sta dicendo forse c'è forse non è lui, ecco. Forse non è lui, esatto. E questo, capisci, è qualcosa che deve
che fa sperare, perché poi Garlasco ci dà pure tanta speranza. Vabbè, lì Da perché un c'è lato una c'è- procura addirittura sì. che indaga un'altra persona, quindi un caso veramente unico. Infatti, Avvocato, ma posso dire una cosa, sì, sì, nonostante c'è una grande, io noto così girando, perché per lavoro giro l'Italia, e noto però che questo lo dicevi tu prima, quanta tristezza però fa questa difesa di Tempio, che oggi hanno detto che nominano un medico legale. Ah, È ecco. chiaro che nominano un medico legale perché devono, diciamo, la Cattaneo, cioè, allora si aspettano chiaramente che la Cattaneo dia il contrario di quello che probabilmente hanno saputo anche cose che noi non sappiamo. no, non credo. E adesso all'improvviso esce il puff del medico legale, cioè all'improvviso, alla fine di tutto serve il medico legale perché giustamente dovranno mettere qua. Però io qua dobbiamo mettere, e poi chiudo, mettiamo un attimo un punto. Allora, c'è un medico legale oggi in Italia, perché ne devono prendere pure uno di valore, no? Perché siccome è solamente un'operazione mediatica, perché non c'è nulla alla base, allora l'operazione mediatica è di dire la Cattaneo dice questo, noi ne abbiamo un altro parimenti importante che dice il contrario. Troveranno un medico legale che in cambio di visibilità presterà il suo nome a questa cosa? Questa è una domanda che secondo me è importante. Cavolo, questa è tosta, Pasquale. Sì, è tosta. Avvocato, ma perché è stato tirato dentro il povero Giovanni? Questa domanda me la sto facendo tuttora, nonostante siano passati 10 anni da quando ho iniziato ad affacciarmi a questo caso. Non ho idea, dottoressa, nel senso che molte coincidenze, sicuramente contingenze le chiamo io, e sono a suo sfavore, no? Cioè si è trovato al posto sbagliato però, al momento sbagliato. Esatto, ecco, esatto. Diciamocela tutti. Sì, sono tante le fatalità che sicuramente non gli hanno remato a favore. Però queste valutazioni si possono fare nella vita di tutti i giorni, però non in un alveo di giustizia, no? Dove il rigore probatorio dovrebbe emergere e fare da capodino, no? Rispetto, diciamo, a questi pensieri, a queste riflessioni che sono del popolo. E quindi non lo so perché le incongruenze sono tante, tante versioni dissimili nel corso del tempo dei testimoni che sono affacciati a questa vicenda. Anche qui ci sono dei carabinieri amici con dei buchi enormi, banali a volte, però ci sono dei giudici che non lo so, hanno ritenuto, nonostante tutto, di dover arrivare a quella conclusione. Quindi... Senta, le faccio l'ultima domanda, ma voi vi siete fatti un'idea, o lui ha un'idea di chi invece potrebbe essere stato? Allora, no, non c'è un'idea precisa nel senso su una persona in particolare, ecco. Però su un aspetto, su una cerchia di persone che sicuramente frequentavano la vittima, sì, perché la vittima frequentava tante persone, aveva una cerchia di amici e conoscenti molto ampia, che andava dalla persona per bene al criminale, insomma. Che non sono stati esplorati, diciamo. Che non sono stati minimamente esplorati dalle indagini. Per nulla, cioè i carabinieri, il pubblico ministero, gli inquirenti, ecco, in maniera molto generale non hanno, diciamo, approfondito, non hanno allargato lo spettro di indagine su altre piste alternative che pure, insomma, venivano prospettate dalle parti, dai familiari, dallo stesso indagato all'epoca. No, un'idea precisa su chi ci può vorrebbe essere stato, no. Però ci vorrebbe un Napoleone anche qui. La cerchia di conoscenti e di criminali che, insomma, che frequentavano la vittima, sì, il sospetto c'è nei loro confronti.
È incredibile, ci vorrebbe sì un nuovo Napoleone anche qui. Però speriamo dai, nel caso ovviamente, Sì, andasse la tutto speranza ovviamente è l'ultima a morire, ovvio, però beh, insomma chiaramente, come ci sono dicevo state prima e delle revisioni come in ha giustamente Italia, osservato il dottore Bacco, è molto complicato tornare indietro. però può Anche capitare. perché c'è solo l'aspetto scientifico, quindi la Corte di Cassazione a monte, quando ha annullato con rinvio, ha ristretto di tanto il campo di cognizione, quindi noi avevamo raccolto tutta una serie di materiale in sede di indagini investigative e difensive e le avevamo portate all'attenzione della Corte, ma la Corte, su istanza nostra di acquisire appunto questo materiale, purtroppo ha rigettato la nostra richiesta, quindi ci si è focalizzati soltanto sulla prova scientifica, che non so fino a quanto insomma possa essere bastevole, ecco, possa bastare per ribaltare questa sentenza pesantissima. L'ultima domanda a uno e all'altro. Allora, all'avvocato chiedo niente, ovviamente di risentirci e che le sensazioni della famiglia in questo momento. Abbiamo un minuto proprio al volo. I familiari sono stanchi, sono stremati, sono veramente al collasso, sia dal punto di vista emotivo che figli, vero anni Giovanni? e anni di... Sì, ha due figli, ha due minori, che ovviamente hanno saputo delle vicende del padre solo negli ultimi tempi, prima erano all'oscuro, insomma, di quello che fosse accaduto al papà. Gli sono vicini nella loro semplicità di ragazzi, gli sono molto vicini, hanno un rapporto tranquillo, sereno con il proprio papà e tutti sperano di poterlo riabbracciare, però sono anche molto sfiduciati, ecco. Perché come i cittadini, diciamo, comuni, no? Hanno ultimamente molta sfiducia nella macchina della giustizia, che non ha dato sicuramente una bella immagine di sé negli ultimi anni. Però si aspetta l'11 di marzo. Allora sicuramente ci diamo un appuntamento comunque vada, e se non va bene comunque noi possiamo riprendere quelle indagini difensive che avevate fatto voi, e chissà, no? Sicuramente si andrà avanti. Grazie. Pasquale, vuoi dire qualcosa? Vabbè, io ti volevo chiedere dell'agguato di ieri sera, ma ormai è tardissimo. Di solo una parola sull'agguato subito ieri sera. Non c'è più, è andato, è caduto. Vabbè, niente. Allora, grazie all'avvocato, grazie di nuovo a Pasquale Bacco. Vabbè, insomma, speriamo di poter parlare bene di questa conclusione la prossima settimana. Grazie a tutti. Avete ascoltato Giallo Radio Club.